Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i nostri titoli. Sicilia nella morsa di Cerbero, caldo record da giovedì in tutta l'isola, dove si toccheranno anche 43 gradi. Bollino arancione a Catania, Palermo e Messina. Un tuffo tra i reflui, l'acqua inquinata da liquami mette a rischio la stagione balneare della costa ionica tra Catania e Messina. I depuratori sono insufficienti, fioccano gli esposti alla Guardia Costiera. Le spiagge scomparse, chilometri di litorali siciliani spariti a causa dell'erosione costiera. A Salina non esiste più la spiaggia di Pollara, resa celebre dal film Il Postino. Dall'illegalità alla legalità. L'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati riassegnerà in Sicilia circa 400 immobili e terreni sottratti alla mafia. Un delfino di nome Etna, avvistato nel mare di Catania un gruppo di cetacei composto da oltre 100 esemplari. Uno di loro è stato ribattezzato come il Vulcano. La posa della prima zolla al Massimino. Con le nostre telecamere siamo entrati nello stadio di Catania per fare il punto sui lavori di restyling e in settimana verrà ultimata la posa del nuovo manto erboso. Ancora una volta buonasera e ben trovati a questa edizione del TG Sicilia. Apriamo con il caldo torrido che colpirà la Sicilia soprattutto nelle prossime ore. L'annunciata presenza degli effetti dell'anticiclone africano Cerbero appunto toccheranno anche la nostra regione. A partire da giovedì prossimo Catania, Palermo e Messina saranno città da bollino arancione per il rischio di ondate di calore. Da venerdì si toccheranno invece picchi oltre i 40 gradi. Sentiamo Roberta Lunghi. Fa indubbiamente caldo, ma nulla in confronto a quanto atteso in Sicilia a partire dal prossimo giovedì. Si tratterà di un graduale aumento delle temperature a causa dell'estensione anche nell'isola dell'anticiclone africano Cerbero, che ha già portato i suoi effetti nefasti nel resto d'Italia. La Sicilia dunque si prepara alla prima importante ondata di calore dell'estate, che si preannuncia tra le più feroci degli ultimi tempi, probabilmente in grado di doppiare il caldo record assoluto di temperatura massima in Italia di 48,8 gradi, registrato nell'agosto 2021 nel Siracusano. Giovedì Catania, Messina e Palermo entreranno nel novero delle città contrassegnate da bollino arancione per rischio ondate di calore, ma sarà una graduale impennata della colonnina di mercurio. Addirittura nella giornata di venerdì si potrebbero registrare anche dei valori attorno ai 43-44 gradi, soprattutto lungo la zona del Siracusano, nella piana di Catania, in altre aree dell'entroterra dell'isola. Lungo la fascia costiera andrà un pochettino meglio, però il soffio delle brezze e soprattutto i valori dell'umidità molto elevata renderà il caldo ancora più soffocante. Il bollino arancione indica il rischio salute per la fascia di popolazione più vulnerabile, quindi anziani, bambini e portatori di malattie croniche. Indispensabile attuare le pratiche di attenzione all'esposizione ai raggi solari, alla protezione in ambienti ombreggiati e freschi e alla frequente idratazione. Nelle previsioni più a lungo termine non si intravede nei modelli previsionali alcuno sblocco sostanziale della situazione. Salgono le temperature e sale anche il rischio di roghi. Infatti un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio attorno alle 16 in località Piano Stinco, lungo la strada provinciale che collega Torre Nova a San Marco d'Alunzio nel Messinese. Le fiamme sono divampate a ridosso di un impianto di stoccaggio dei rifiuti differenziati. Subito è scattato l'allarme con la situazione ritenuta particolarmente preoccupante. Sono 3 le squadre dei vigili del fuoco intervenute dai distaccamenti di Sant'Agata Militello, Patti e Mistretta, in più un'autobotte della caserma centrale. Sul posto anche i carabinieri, la polizia e la polizia locale. E adesso parliamo invece di mare inquinato e attraversato da liquami che fa fuggire bagnanti e turisti, comportando un grave danno d'immagine con ricadute anche sull'economia dei comuni della costa ionica. Sotto accusa ci sono i depuratori e sono diversi anche gli esposti e le segnalazioni alla Capitaneria di Porto. Ci dice tutto Adelaide Barbagallo. Tutti sotto l'ombrellone a guardare il mare con diffidenza. Quell'acqua un tempo limpida negli anni è diventata sempre più inquinata. Da cristallino il mare a un tratto diventa scuro. Correnti di materiale maleodorante, liquami e sporcizia di ogni genere lo attraversano. Ad essere interessata è tutta la costa ionica messinese.
ma anche in bagno si può fare. Ieri era proprio una vergogna, con molta schiuma, passava di tutto, quindi venire a mare ormai è un problema. Arriva. Io da un mese che sono qua e si può dire ho fatto 2 o 3 bagni perché l'acqua è impossibile. Proprio ho paura di infezioni, di cose, perché ho sentito anche persone che si sono ammalate per questo, che hanno avuto delle bollicine in corpo. Ma in questo momento avere il mare perennemente sporco, ora si è pulito, ma fino a poco fa, un'ora fa non era sporca. È un peccato. È un problema che si ripete tutti gli anni. Io non riesco a capire per quale motivo questo mare è sempre sporco. Ci sono sempre, ogni giorno, scie di non si sa di che cosa. Nessuno si muove. So che l'anno scorso hanno fatto un'indagine, pare che hanno incriminato anche qualcuno dei comuni che riversano e sversano sull'Alcantara, però non è che si muova granché. Un serio problema per i gestori degli stabilimenti. Speriamo che questa situazione cambi, anche perché per costruire una meta turistica ci vogliono tanti anni e molti sacrifici, mentre per distruggerla basta una domenica di mare sporco, 2 giorni di mare sporco, e anche grazie o a causa dei social anche una piccola macchia d'olio diventa gigante. Si mobilitano anche i sindaci di alcuni comuni. Noi stiamo chiedendo con forza, io e anche il sindaco di Fiumefreddo, chiederemo con forza un maggior attenzione all'Alcantara e al depuratore dei giardini. Anche il collega di Taormina, il nuovo sindaco di Taormina di Catena De Luca, l'altro giorno si è lamentato della cattiva organizzazione nella gestione del depuratore di giardini. Decine le segnalazioni arrivate alla Capitaneria di Porto, i cui controlli hanno accertato che si tratta di reflui fognari trascinati dalle correnti provenienti dalla costa messinese. Gli obiettivi sono puntati su quanto accade alla foce del fiume Alcantara, dove agisce il Consorzio per la rete fognaria del comprensorio turistico taorminese, ma anche altri complessi. Oltre all'inefficienza dei depuratori c'è anche il fenomeno degli allacci abusivi, diversi gli esposti. Indagini sono in corso. No all'acqua potabile per pulire, annaffiare e riempire le piscine in una Sicilia che lamenta siccità e dispersione idrica, soprattutto nei mesi estivi. Arriva il campanello d'allarme di Acoset che rifornisce 21 comuni etnei. Sentiamo. Tutto è partito nei primi del Novecento dalla sorgente Maniace che vediamo in questa cartina. Da lì l'estensione del servizio di fornitura dell'acqua di Acoset ai 21 comuni etnei. Una cartina ricca di riferimenti. I punti rossi sono i pozzi collegati con le falde acquifere, quelli azzurri sono le vasche di raccolta, al momento piene, ma per le quali un allarme era stato lanciato da Acoset, il consorzio che fornisce l'acqua in 21 comuni etnei. Nei prossimi 10 anni, a causa dei cambiamenti climatici, noi potremmo affrontare una condizione drammatica. E se ieri il tema dell'acqua a uso umano, perché l'acqua di Acoset da sempre si può utilizzare a uso umano, era un tema che non veniva affrontato, oggi deve essere affrontato, perché riempire una piscina oppure innaffiare un prato inglese significa commettere un delitto, tra virgolette, nei confronti di altri cittadini che hanno carenza di approvvigionamento. L'acqua potabile solo per uso umano, il concetto va rafforzato proprio in estate con Cerbero alle porte che preannuncia oltre 40 gradi e che porta con sé maggiori esigenze di consumo del bene tanto prezioso ma che scarseggia in una Sicilia dalla siccità imperante, con il tema dispersione che parla di percentuali elevatissime. Da qui la richiesta ai sindaci di emanare ordinanze antispreco e dal direttore di Acoset anche le indicazioni per chi deve riempire piscine, annaffiare giardini o lavare in generale. Esistono acquedotti specifici che si occupano della fornitura di acqua a uso irriguo e poi esistono le autobotti per riempire le piscine. Io mi appello prima di tutto al buonsenso dei cittadini. Se l'acqua è una risorsa scarsa e noi diciamo questo, lo facciamo per tutelare gli utenti. Da questa centrale si monitora la situazione anche dei pozzi. Come vedete, di questi 5 pozzi a disposizione del territorio di Pedara, uno di questi lampeggia in rosso. Significa che lì c'è una situazione di carenza. Da anni registriamo un fenomeno di abbassamento delle falde dei pozzi. Nonostante questo, Acoset è impegnata H24 nell'ottimizzare l'uso della risorsa
È chiaro che una rete che parte da Ciapparazzo, zona Bronte, e arriva da Sant'Antonio si ritrova in una condizione di difficoltà nei punti terminali. Non un pericolo imminente dunque di restare a secco, ma in cantiere alcune operazioni per razionalizzare le risorse. Le fontane che troviamo nei paesi, io credo che la notte debbano essere chiuse per razionalizzare la risorsa. Potremmo probabilmente recuperare diversi litri in favore dei cittadini. C'è un piano che sta studiando l'ufficio tecnico anche per razionalizzare l'utilizzo delle fontane pubbliche. Sicilia alle prese anche con l'erosione costiera che negli anni ha causato la scomparsa di decine di chilometri di arenili, un fenomeno ancora più evidente alle isole Eolie. A Salina, per esempio, è scomparsa la famosa spiaggia del film Il Postino. A Pollara sentiamo Eva Spampinato. Aquí nella isola è il mare. Chi si addentra oggi nei luoghi del Postino, film che rese celebre l'isola di Salina in tutto il mondo, non troverà più la spiaggia di Pollara, dove Philippe Noiret dialogava con Massimo Troisi. Il tempo e le mareggiate hanno eroso lunghi tratti di costa, qui a Malfa, frazione del comune di Salina, come nel resto delle Eolie. Che è una spiaggia che tutti si aspettano, che tutti dicono non c'è più la spiaggia del Postino, è una cosa importantissima, a parte che l'isola non ha spiagge, quella era una spiaggia meravigliosa, c'erano più di 10 metri di spiaggia, ma l'erosione l'ha rovinata tutta. Pollara è un luogo simbolo dell'intero arcipelago e per Salina è incalcolabile traino turistico internazionale. Quello che la natura ha fatto e l'uomo non ha saputo preservare si vede nel paragone tra una foto di 20 anni fa e le immagini di oggi. Una soluzione potrebbe arrivare, ma i tempi sono ancora lunghi. Abbiamo dato l'incarico per una progettazione che finalmente ci hanno dato, è un progetto definitivo dove ci sarà la sistemazione della falesia per metterla in sicurezza e poi anche un rifacimento sott'acqua per fare in modo che la spiaggia si riformi. Il finanziamento dovrebbe arrivare dalla Regione Sicilia, ora non so con quali fondi. Quanti fondi comunque occorrerebbero per questi lavori? Circa 18 milioni di euro. Tra il 2007 e il 2019 la Sicilia ha visto arretrare ben 139 km di costa su un totale di 1600. Dall'oasi del Simeto alle Eolie il fenomeno interessa tutta l'isola. Nel corso degli anni quanti metri di costa sono andati perduti? Ma varia annualmente. Quest'anno durante le operazioni di livellamento delle spiagge che stiamo facendo in questi giorni abbiamo notato che sul Lingua quest'anno in alcuni tratti anche 10 metri di spiaggia non esiste più, però è un fenomeno che varia da anno in anno a seconda le correnti e le mareggiate invernali. Ma con i dovuti e costosissimi interventi qualcosa si può recuperare. Abbiamo sviluppato una serie di progettazioni, alcune delle quali devono essere ammesse a finanziamento perché si parla di opere milionarie. Un'opera già realizzata di questo tipo di protezione dell'abitato l'abbiamo a Santa Marina Salina, in zona Barone, dove è stato effettuato il posizionamento di una barriera soffolta, quindi sott'acqua, e una serie di pennelli che hanno consentito oggi sia la protezione dell'abitato che insiste in quella zona, ma anche un ripascimento naturale della spiaggia. Oggi la spiaggia si è allungata di quasi 15 metri ed è uno dei maggiori punti di balneazione del nostro territorio. Beni illegali restituiti alla collettività, questo è l'obiettivo dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che in Sicilia, tra Palermo e Agrigento, riassegnerà circa 400 beni sottratti alle cosche. Sentiamo Marco Gullà. A Palermo questa mattina la conferenza di servizi promossa dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dal bene illegale a quello legale. Il messaggio che durante questa conferenza è emerso è proprio questo. Abbiamo deciso ovviamente di fare delle tappe simboliche, tra queste ovviamente sarà Palermo, siamo stati a Milano, Napoli per fare una conferenza dei servizi sui beni in qualche modo che dovranno trovare, auspichiamo, la massima disponibilità da parte degli amministratori piuttosto che delle ZES, alla parte insomma delle confische che in qualche modo vedono l'agenzia continuare questa, devo dire, attribuzione di tanti beni che devono tornare nelle mani dei cittadini sani onesti.
L'appuntamento di oggi, in cui era presente anche il procuratore De Lucia, si inserisce in un ciclo di conferenze di servizi per l'assegnazione di immobili e terreni sottratti alle organizzazioni criminali. 261 immobili in provincia di Palermo, 126 in provincia di Agrigento, che verranno sottoposte al consiglio direttivo della NBSC per poi essere riassegnati. L'obiettivo dell'agenzia è quello di istituire un percorso agevolato a chi verrà assegnato il bene confiscato. Questo c'è una bella novità, e cioè noi stiamo costituendo un tavolo di lavoro con l'ABI e con la Banca d'Italia proprio per quanto riguarda il discorso dell'accesso al credito, anche perché le direttive della Banca d'Italia sono già datate nei riguardi di tutte quante le banche, evidentemente, proprio per il fatto che un bene confiscato, un'azienda confiscata non può diventare un cattivo pagatore, non può essere considerato come qualcuno che in realtà deve, come dire, sfuggire alla possibilità di avere un credito, cosa che purtroppo capita non di rado. Un'arma importante per colpire la mafia è proprio la confisca dei beni. Sappiamo tutti Matteo Messina Denaro, ma la mafia tende a riorganizzarsi, non abbandona il territorio, continua, come avete visto ieri, anche a svolgere estorsioni, che è appunto quello che dà loro l'attaccamento al territorio. Il territorio di provenienza non viene abbandonato. Io ho fatto l'esempio anche della Calabria, dell''ndrangheta, avendo io fatto il prefetto anche 2 anni e mezzo a Catanzaro, quindi è sempre importante da tutti i punti di vista tenere la guardia alta. Quello che noi facciamo è, come prefettura in termini preventivi, e la magistratura e le forze dell'ordine in termini di proprio repressione. Dopo 10 anni il comune di Campobello di Mazara nel Trapanese, dove si è nascosto Matteo Messina Denaro, tornerà ad un sistema di videosorveglianza funzionante. Il Ministero dell'Interno ha concesso infatti un finanziamento di 210.000 euro che saranno destinati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza per il rafforzamento della sicurezza urbana. Il progetto presentato dall'amministrazione comunale prevede la realizzazione di un sistema composto da 50 telecamere di ultima generazione che saranno installate in tutte le vie d'ingresso al territorio comunale e nei pressi dei siti considerati sensibili. Alcune di queste telecamere saranno predisposte per la lettura delle targhe dei veicoli. E adesso vi mostriamo le splendide immagini realizzate nella Mare di Catania di un vasto gruppo di delfini composto da oltre 100 esemplari. Tra loro c'era anche la piccola Etna. Sentiamo Luca Ciliberti. Fluttuano liberamente nel mare regalando un grande senso di libertà. Sono i delfini della famiglia delle stenelle, una specie pelagica presente nel Mar Mediterraneo che popolano le acque tra le Eolie fino al largo di Siracusa. Nel corso della quotidiana attività di ricerca e monitoraggio che la società di ricerca Nekton effettua da oltre 15 anni nelle acque tra lo Stretto di Messina e il Golfo di Catania, i ricercatori si sono imbattuti in un grande gruppo di delfini costituiti da oltre 100 unità, con la presenza di numerosi piccoli. Tra le stenelle vi era anche Etna, un delfino con la pinna mozzata da qualche predatore, chiamata così dagli stessi biologi marini di Nekton 4 anni fa, perché quel che resta della pinna ha il profilo che ricorda proprio il profilo del vulcano attivo più alto d'Europa. Questo ulteriore avvistamento conferma che i cetacei sono sempre più presenti nelle nostre acque e che il nostro mare è più vivo che mai. Infatti gli studi confermano che i delfini, stenelle e tursiopi, ma anche altri esemplari di cetacei di stazza ben più importante come capodogli e balenotteri, sono presenti nella costa orientale della Sicilia in maniera stanziale, favoriti dalla profondità delle acque e da un ecosistema che in questo tratto di mare si presenta pulito. Il pericolo invece arriva dalle plastiche che inquinano indiscriminatamente il mare, causando gravi pericoli per la sopravvivenza di alcune specie. Pomodori, capperi e gin sono gli ingredienti alla base di un cocktail che è stato premiato in Belgio e realizzato da un mescitore siciliano che porta in Europa i sapori e gli odori della nostra isola. Una professione, quella del bartender, sempre più gettonata e sempre meno improvvisata in Italia. Sentiamo Orazio Longo. Questo che io sto preparando per voi oggi è il filicudi. Filicudi è tutto materiale che proviene proprio dall'isola, il cappero che fanno loro direttamente salato, il pomodoro secco e questo sottobicchiere fatto di pane di carubbo con...
Lutto nel mondo della musica siciliana. È morto Tony Carbone, storico bassista dei De Novo. Con la band fu uno dei protagonisti della scena musicale rock indipendente italiana nell'epoca in cui Catania viveva un fermento artistico e culturale senza precedenti. Nell'82 il debutto al Festival Rock di Bologna, i primi album, e nell'88 la prima partecipazione dei De Novo al Festival di Sanremo con il brano Ma che idea. Subito dopo lo scioglimento del gruppo, avvenuto nel 1990, Tony Carbone restò nel mondo della musica come produttore tecnico e talent scout di numerosi artisti emergenti. Numerosi messaggi di cordoglio sui social: addio amico leale, la tua bontà d'animo lascia una scia di dolore e di affetto smisurata, scrive l'amico di sempre Mario Venuti. E ancora: un pezzo della mia vita se n'è andato, scrive invece Luca Madonia. I 20 anni, la musica, i sogni, le soddisfazioni, centinaia di concerti con un amico e bassista geniale. Addio Tony. Con questa notizia noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con lo sport. Bentrovati, seconda parte del TG Sicilia. Apriamo la nostra pagina sportiva, parliamo di calcio. Allo Stadio Massimino avviata oggi la posa del nuovo manto erboso. Con l'assessore allo sport Sergio Parisi abbiamo fatto il punto sullo stato dell'avanzamento degli interventi. La consegna dell'impianto è prevista per il prossimo febbraio, ma sarà comunque a disposizione del Catania per l'inizio del prossimo campionato. Sentiamo Angelo Gagliano. Eccola la posa della prima zolla. Il nuovo green del Massimino comincia a prendere forma grazie all'esperienza della Sama, azienda campana leader nel settore. Una decina gli operai che sotto un sole battente lavoreranno almeno fino a sabato per impiantare le 900 zolle trasportate da 15 tir. Il primo a tastare il nuovo terreno è l'assessore allo sport Sergio Parisi. La posa della prima zolla, dopo i colori rossazzurri, adesso lo stadio comincia anche a contenere i colori verdi, verde speranza del Prato, e questo è anche il segnale che i lavori stanno procedendo in maniera spedita, si sta facendo una corsa contro il tempo. Una presenza costante quella di Parisi nell'impianto di Piazza Spedini. Nell'arco di una settimana sono stati installati i seggiolini in curva nord alle vostre spalle e in tribuna. Adesso si parte dalla curva sud. È una novità quella dei seggiolini in curva, una novità necessaria anche per la disputa di campionati di categoria maggiore. Anche la pista, la riqualificazione della pista era prevista come consegna per febbraio 2024, però quello che è già stato fatto, quindi la scarifica di tutta la pista con i 2 strati, è portata al punto che vedete voi, e con la possibilità poi quantomeno di bitumare solo la prima parte e quindi magari iniziare il campionato con la prima bitumazione, sicuramente è un qualcosa che ci fa stare nei tempi. Il nuovo Massimino sarà ecosostenibile anche sul piano energetico. Si sta cambiando un po' quello che era il vecchio sistema, ma non solo sulle torrefari, saranno installati anche dei pannelli fotovoltaici, quindi questo anche per sottolineare come questo stadio in realtà una volta ultimati i lavori sarà anche uno stadio green, nel senso che consumerà poco, forse anche niente. Poi questo tabellone di vecchia generazione, quindi che sarà sostituito con un tabellone di nuovissima generazione che sono certo farà felici i tifosi e anche naturalmente la squadra del Catania, che potrà gestire al meglio risultati, pubblicità e qualsiasi tipo di comunicazione. La consegna dell'impianto, come previsto da capitolato, è prevista per febbraio del prossimo anno. Il Massimino, secondo il cronoprogramma, sarà comunque a disposizione del Catania per l'inizio del prossimo campionato. Del Palermo, dal ritiro in Trentino, il capitano Brunori conferma le ambizioni dei rosanero a partire dalla promozione in Serie A. Intanto il mercato prosegue alla ricerca di esterni. Sentiamo. L'obiettivo del Palermo è la Serie A e dopo Corini lo sottolinea anche il capitano Matteo Brunori. Il bomber rosanero lo dice chiaramente nella prima conferenza stampa della stagione, direttamente dal ritiro a Ronzone. Parole chiare, significative, il Palermo questa volta si è esposto e ribadisce la sua candidatura per la corsa alla promozione in massima serie. Riprendiamo comunque qualcosa di
di positivo dell'anno scorso c'è, quindi ripartiamo dal positivo e bisogna essere bravi noi a creare entusiasmo anche con l'ambiente, perché intorno si sente, si percepisce la voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo fa bene al gruppo e bisogna pensare a lavorare e basta adesso. Brunori non nasconde di aver ricevuto avance da altre società. C'è stato qualche interesse, però la mia volontà, come sapete, è stata sempre quella di esaurire un sogno da quando sono arrivato, quindi porto avanti questo pensiero. Terzo giorno di ritiro per il Palermo. Corini lavora sul 4-3-3. La dirigenza lavora anche alla ricerca degli esterni, sono diversi giocatori nel taccuino del DS Rinaudo, tra questi Di Chiara che piace molto e su cui c'è parecchia concorrenza, soprattutto del Bari che molla invece la pressa su Beruatto, altro esterno nel mirino del club rosanero. In mezzo al campo il Palermo prova ad accelerare su Collocolo dell'Ascoli che strappa sempre più consensi. Prima di chiudere questa edizione vi leggo una nota del nostro editore. Cambia da domani la guida della direzione dei nostri telegiornali, ad Alberto Cigalini subentra Michele Cucuzza. L'editore di Antenna Sicilia e Telecolor ringrazia Alberto Cigalini per la serietà e l'impegno profuso in questi anni alla guida del corpo giornalistico delle emittenti, cui ha saputo trasmettere professionalità ed equilibrio, requisiti indispensabili per garantire un'informazione sempre puntuale e costruita per essere un vero servizio ai telespettatori. Alberto Cigalini, che con la piena fiducia dell'azienda prosegue la direzione della siciliaweb.it, ha lavorato con grande generosità, coordinando insieme alla realizzazione dei telegiornali anche una serie di importanti approfondimenti giornalistici e trasmissioni sportive di indiscusso successo, delle quali continuerà ad occuparsi con l'entusiasmo di sempre. Un buon lavoro al nuovo direttore Michele Cucuzza e al vice direttore Angelo Gagliano, prosegue la nota del nostro editore, con l'augurio che questi telegiornali si affermino sempre di più come autorevole punto di riferimento per il racconto quotidiano della nostra Sicilia, meravigliosa certamente, ma con molte contraddizioni che vanno affrontate. E con questa nota noi chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. L'informazione su Antenna Sicilia ritorna domani. Una buona serata.